Quando noi abbiamo partecipato al progetto di Musumeci presidente, lo abbiamo fatto con un accordo tecnico con lui. Io ero nella lista degli impresentabili, perché allora vi ricordate quelli l'uno vale uno, i sotto i capelli niente dei 5 Stelle, ve li ricordate? Allora che c'erano le liste di proscrizione per coloro che avevano avuto indagini, che avevano avvisi di garanzia, vi ricordate? E 17 tra la lista degli impresentabili e in questa lista dell'antimafia dell'AB. Una mia proposta per la giunta ovviamente sarà. Poi il buon presidente Musumeci, maestro della doppia morale, ci ha messo un tiro sopra la mia testa e io scontai un famoso periodo di isolamento politico. Nessuno ovviamente si poteva avvicinare a me. Ecco perché sono grato ai messinesi. Perché in quel momento maturai definitivamente la decisione di candidarmi a sindaco di Messina, e i messinesi mi hanno adottato e io ho dato tutto me stesso in questi 3 anni e mezzo per ricambiare. In campo da mesi, ed è la conferma della necessità di un ricambio generazionale in questa terra e soprattutto di una Sicilia sopra i partiti. La mia trasversalità è notoria e ovviamente quello che è il mio consenso va al di là degli attuali schieramenti di centrodestra e centrosinistra. La mia è una candidatura di buona amministrazione. Infatti il nostro motto è Cateno De Luca sindaco di Sicilia, perché questa regione non è amministrata ormai da molti anni. Ci vuole un amministratore che ovviamente rivoluzioni la macchina burocratica, decentri e eviti che la regione continui a gestire, perché lo fa male e continua a farci perdere risorse europee e anche già su quello che è stato l'esordio sul PNRR ovviamente è stato devastante. Noi abbiamo semplicemente chiesto un atto d'amore a Musumeci, piuttosto che continuare con 9 mesi di paralisi, con una balcanizzazione del Parlamento siciliano che si accentuerà sempre più in prossimità anche della scelta dei candidati alle elezioni amministrative, soprattutto Palermo, di dimettersi immediatamente. Se non lo vuole fare, noi comunque una mozione l'abbiamo già preparata, una mozione di sfiducia, e proporremo a tutti i gruppi parlamentari di sottoscriverla ponendo una condizione. Prima facciamo velocemente un bilancio tecnico, tanto per evitare che poi si vada alle elezioni in prossimità della scadenza del 30 aprile. Oggi, dopo questa conferenza stampa, possiamo dire definitivamente che parte il progetto di De Luca sindaco di Sicilia, le sue dimissioni sono ormai notorie e irrevocabili, non si può più ritornare indietro, siamo convinti che questa sia la strada giusta da tracciare ed è chiaro che non ci fermeremo. Abbiamo già richiesto le dimissioni del presidente Musumeci, l'ho fatto io in aula la settimana scorsa, adesso abbiamo preparato, finito di ultimare una mozione di sfiducia che proporremo e sottoporremo a tutti i gruppi parlamentari per porre fine a questa stagione, per andare a votare subito e per consentire finalmente alla Sicilia di liberarsi da questa situazione di stallo e instabilità.